Buongiorno, sono Barbara Braghin, sono qui con l'Empatico Giornale, sono alla Fiera di Padova all'Expo Scuola, all'incontro della Fondazione Libra, Bullismo, Cyberbullismo e Violenza di Genere. Barbara Braghin, giornale L'Empatico, Fiera di Padova. Presenteremo, oltre a quelle che sono le nostre attività, cosa fa la Fondazione Libra, ho voluto fortemente portarvi delle testimonianze, 3 testimonianze preziosissime di 2 ragazze e un ragazzo che hanno trovato il modo per poter uscire da quello che ormai è qualcosa di normale. Sono particolarmente contenta di essere qui oggi a questo convegno e soprattutto durante questa fiera importante che è l'Expo Scuola. Nel mese dedicato al contrasto della violenza sulle donne, questo incontro organizzato dalla Fondazione Libra assume inevitabilmente un valore ancora maggiore. Credo fermamente che la scuola sia il punto di partenza del prevenire e debellare fenomeni come il bullismo e il cyberbullismo. Questi sono problemi che affliggono i nostri giovani e di conseguenza l'intera società. Anche la cosiddetta violenza di genere, che non è soltanto la violenza dell'uomo nei confronti della donna, ma è tutta quella forma di violenza nella quale il genere è una delle variabili da tenere in considerazione, ma soprattutto gli aspetti che interessano a noi criminologi, a noi vittimologi e a coloro che si occupano di queste tematiche sono gli aspetti che riguardano la sfera relazionale tra il cosiddetto autore e la cosiddetta vittima. La vittima di bullismo percepisce solitudine, percepisce impotenza, non si sente ascoltato, ma percepisce anche un'altra cosa. Tanto il bullismo non si può fermare e il bullo non la pagherà mai. Questo, per fortuna, forse questo aspetto sta cambiando, perché con la legge 70 del 2024, che è entrata in vigore a giugno, quindi è recentissima, c'è stata un'apertura nei confronti di questo fenomeno e quindi è stato considerato un vero e proprio reato. Questo perché? Perché prima del 2024 il bullismo non era considerato un reato. Poi ci tengo anche particolarmente a ringraziare i ragazzi, le loro testimonianze, io le avevo già sentite, mi colpiscono sempre e complimenti anche per come avete saputo stravolgere un problema e cercare di creare che questo problema fosse invece una cosa positiva per gli altri ragazzi. Cioè, queste vostre testimonianze sono importanti, quindi forza e complimenti. Allora, come anticipava la dottoressa, io oltre ad essere avvocato ho anche l'onore di presiedere il Corecon Veneto. Corecon Veneto, ve lo dico in 2 parole, sta per Comitato Regionale Comunicazioni, siamo un ente che appartiene al Consiglio regionale del Veneto. Ci occupiamo all'interno della Regione Veneto di comunicazione a 360 gradi.